presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Alfonso Cimino, un'interessante iniziativa via web che farete venerdì sulla nuova legge urbanistica in Sicilia, un argomento sicuramente di grandissima attualità. Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Agrigento in questi anni ha posto sempre grande attenzione a tante tematiche che riguardavano non solo la nostra libera professione per la valorizzazione della figura dell'architetto, ma anche per la promozione del nostro territorio. E in questo abbiamo parlato di diverse normative che in questi anni abbiamo in parte sollecitato come ordine. E devo dire che questo è un evento importantissimo che parte tutto da alcune consultazioni che sono state fatte alla quarta commissione ambiente presieduta dall'onorevole Savarino per una norma che dopo 40 anni oggi andrà a rivedere il territorio siciliano, pensando al consumo di suolo zero, pensando alle smart city, alle città più green, per una valorizzazione non solo del territorio ma per un riscatto socio-economico della nostra terra. E su questo l'evento parleremo delle novità che verranno fuori da questa legge che è stata proprio approvata la settimana scorsa in assemblea. E questo grazie anche a un governo regionale che ha voluto nel 2019 presentare la legge urbanistica proprio ad Agrigento. Un governo regionale che in questi anni, con la certezza dei pagamenti, con i bandi tipo, con tante norme che ci potevano riguardare, è stato molto attento alle libere professioni, alla rete delle professioni tecniche, agli ordini professionali. Questa presentazione ad Agrigento ha fatto sì che c'è una grande attenzione per il nostro territorio e noi non potevamo non iniziare questo percorso per raccontare della legge con l'assessore regionale al territorio ambiente, l'onorevole Cordaro, col direttore regionale dell'urbanistica, l'architetto Beringheli, col professore Trombino, che è uno dei consulenti anche che ha lavorato su questa legge, con le conclusioni, dicevo, del presidente della quarta commissione ambiente, l'onorevole Savarino. E questo grazie a una grande sinergia che noi abbiamo con la consulta regionale degli architetti, col Consiglio nazionale degli architetti, sarà presente anche Rino Lamentola come vicepresidente nazionale, con la Fondazione Architetti Mediterraneo. La presenza del sindaco di Agrigento a questo evento è fondamentale perché proprio su Agrigento abbiamo sempre posto il problema degli strumenti urbanistici, soprattutto di un piano regolatore della nostra città che ancora a tutt'oggi non vede la luce e che è necessario per poter parlare della Agrigento del futuro.